Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Inizia questa 47esima riunione del 2025 con una prova per cavalli di 2 anni sul doppio chilometro. Cavalli abbastanza inesperti, non vincitori di 2000 euro nella carriera. C'è un netto favorito nel numero 1 di Ipoclorito con Alessio Di Chiara, cavallo che ha già 3 corse nelle gambe, che ha un po' di mestiere a differenza di buona parte dei suoi avversari che debuttano o sono alla seconda corsa in carriera. E lui favorito su E-Shark R e Ira Funesta Spritz, poi Ilias Dark, questi tre in singola cifra, gli altri a quote più alte. Si va in partenza all'1 Ipoclorito, 2 Ille RL, 3 Iron Horse BFC, 4 Ira Funesta Spritz, 5 E-Shark R, 6 Into the Wild C, 7 Ilias Dark, 8 Iridata, 9 Ingrid Jet. Macchina che ha raccolto i concorrenti lungo la curva di sinistra, allineamento un po' così, ma d'altronde sono puledri. Macchina che prende velocità. Partiti. Ira Funesta Spritz si porta subito a condurre nei confronti di Iron Horse BFC che però sbaglia e così secondo si sistema E-Shark R che numero precede 8 Ipoclorito, ha sbagliato anche Iridata, numero 3 Iron Horse mentre BFC, in quarta posizione alla corda c'è Ilias Dark che precede Ille RL, quindi prova ad avanzare al largo Ingrid Jet. 200 iniziali in 16,4 comodi con i quali Manuel Pistone e Ira Funesta Spritz guidano. Figliadino repliche risponde picche al tentativo di E-Shark R che si era per un attimo presentato. Rimane terzo in corda Ipoclorito a precedere sempre Ilias Dark, quindi ancora Ingrid Jet, Ille RL, Into the Wild C. 600 metri passati in 48,9 da parte della battistrada Ira Funesta Spritz, guadagna posizioni di dentro Ingrid Jet sulle mosse esterne degli avversari. Terza ruota per Ipoclorito che cerca di portarsi sulla testa della corsa quando siamo al passaggio al primo giro passato in 1,4,8. Ira Funesta Spritz in vantaggio, Ipoclorito al suo esterno, poi in corda Ingrid Jet con all'esterno E-Shark R, Ilias Dark, Ille RL, Into the Wild C. Metà gara passata in 1,20 da Ira Funesta Spritz ed Ipoclorito che apparigliati vengono al passaggio sotto alle tribune. Attacca Ipoclorito che passa a condurre a un giro dalla fine. Scavalca Ira Funesta Spritz, di fuori rimane E-Shark R con in scia Ilias Dark, poi sempre Ingrid Jet, l'RL Into the Wild C. È stata una frazione abbastanza svelta sotto le tribune in 15, parziale con il quale Ipoclorito è riuscito a passare a 600 dal palo. Ipoclorito è in vantaggio, in seconda posizione rimane sempre Ira Funesta Spritz, viene in terza ruota Ilias Dark, E-Shark R di fuori, un Ipoclorito che ora prova la fuga dagli avversari che cercano di scavalcare Ira Funesta Spritz in calo. 2,5,6 per il miglio di gara e Ipoclorito è in vantaggio nei confronti di Ilias Dark che passa seconda scavalcando E-Shark R, poi l'RL all'imbocco della addirittura d'arrivo. È in vantaggio Ipoclorito nei confronti di Ilias Dark e E-Shark R. Ipoclorito in chiarissimo vantaggio nei confronti dei rivali. Ipoclorito nel finale viene a vincere nettamente al secondo posto Ilias Dark, al terzo finisce E-Shark R. 2,37,5, 1,18,6, 31,8 a chiudere la vittoria di Ipoclorito. Alessio Di Chiara per il training di Gasparello Verde, i colori della scuderia Marocari. La vittoria del figlio di Ginger Up che passa un giro dalla fine, si distende bene nel finale, controlla. Vince al quarto tentativo in carriera, al secondo finisce il 7 di Ilias Dark, al terzo il 5 di E-Shark R, 1,75 in numeri, l'arrivo della prima.